settore tessile che era primario nella nostra zona nel periodo prima della guerra ultima e nel periodo successivo, immediato. Settore che ha perso di importanza rispetto ad altri, però ha lasciato tracce significative nel nostro territorio. Diciamo che la base culturale del tessile deriva dalla parte seta, data la presenza nel territorio delle bacologie e delle filande, e questo chiaramente parla della seconda parte dell'Ottocento e della prima parte del Novecento. Il settore laniero, di cui dovrei essere forse l'ultimo esponente locale, parte dal 1870 con l'insediamento in Vittorio Veneto di alcuni lanifici di provenienza veneziana. Nella fattispecie il lanificio Cini Rubelli erano dei veneziani che portarono stabilimento a Vittorio Veneto per la facilità di reperimento dell'acqua, quindi con costi di produzione migliori di quelli di Venezia. Successivamente il Buogo che veniva da Follina, il Torres che veniva lo stesso da Venezia, e successivamente questi tre lanifici basici diedero luogo al lanificio Bottoli, che è un ramo conseguente al Buogo, al lanificio Cerutti, e quindi parliamo del 1949, il nuovo insediamento appunto della Bottoli e della Cerutti. Questi lanifici nel corso degli anni ebbero vicende alterne, con una forte espansione nei primi anni del Novecento, quindi fino al 1945, una buona espansione nei primi anni del dopoguerra, quindi dal 48 al 60, e poi ebbe un declino dovuto a tutta una serie di fattori difficili un po' da individuare, comunque esistenti. Questi lanifici presero il posto appunto dal punto di vista occupazionale delle filande e di tutto il personale che si dedicava alla seta. Marginale a questo lanificio c'era la parte Cascami Seta, che è una filatura che nacque negli anni 40 per il trattamento dei sottoprodotti della seta. Da questa azienda nacque la MAFI, Manifattura Filate di Vittorio Veneto, che operò nel campo filatura fino agli anni 60. Poi, sempre una costola, fu la torcitura, che non era altro che una parte della snia viscosa, quindi la grande snia viscosa, che poi si trasferì a Tor Viscosa, guidata dal Marinotti, che diventò di importanza, diciamo, mondiale per la creazione di una nuova fibra che era la viscosa, che è una fibra artificiale derivata dalla pasta di legno. Quindi questo è l'insieme della parte tessile del sistema vittoriese. Teniamo presente che oltre ai, credo, 1500 dipendenti diretti che c'erano negli anni 70, quindi raggruppando i vari lanifici, dobbiamo sommare i terzisti, quindi tessiture artigiane che lavoravano per conto dei lanifici, i laboratori di rammendo, perché i tessuti dopo tessuti vengono controllati e rammendati ove necessario, e questo veniva fatto in laboratori esterni, laboratori di ritorcitura, quindi trattamenti che potevano essere svincolati dalla casa madre, effettuati, e anche qui si parlava di varie centinaia, se non migliaia di persone che lavoravano nel settore. Credo che nel primo dopoguerra il sistema tessile fosse quello che dava maggiore occupazione nell'area, perché nel frattempo si era estinto il discorso seta, il discorso carta, il discorso e gli altri tipi di manifatture, e non era ancora nata appunto l'industria meccanica e l'industria di altro tipo che poi oggi occupa la zona. Perché è nata l'industria tessile a Vittorio Veneto? Diciamo che deriva da una storia millenaria, quindi la pastorizia della zona che portava la lana grezza in città, in paese, come si vuol dire, veniva lavata usando l'acqua del Meschio, veniva tessuta nelle varie abitazioni delle famiglie che prendevano
la lana, facevano la filatura a mano e poi tessevano coi telai a mano, portavano i tessuti grezzi al follo, e qui abbiamo appunto la dell'acqua del meschio e tutta una serie di folli che follavano tramite la forza idraulica questi panni. Uno dei folli presenti in Vittorio Veneto era a Serravalle, anzi ce n'era più di uno, e è quello che abbiamo restaurato negli anni 2000 a margine del nostro lanificio. È l'unica ruota idraulica attiva sul meschio e quindi abbiamo l'onore di portare avanti, quantomeno visivamente, un manufatto che segna la storia dell'inizio della tessitura, del trattamento della lana. Quello era il follo di panni del convento delle monache. Parliamo 1311, primi censimenti, e tutta una storia fino al 1800. Nel 1800 in poi la ruota, anziché comandare il follo per la follatura dei panni, venne usata per la macina del grano. Quindi attualmente il follo, non è più follo, è un mulino per la macina del grano. Quindi abbiamo una testimonianza di un passato molto, molto passato, che però rivive in un manufatto ancora oggi visibile.